sono in leggera difficoltà, non tanto, tranquillizzo Don Marino in senso retorico, non tanto per il parlare in pubblico, perché nella mia attività quotidiana presiedo normalmente assemblee, anche stamattina, una cooperativa del Milanese, 260 lavoratori di 15 paesi. Dovevamo approvare un bilancio, rinnovare le cariche, ma perché appunto normalmente so che ho di fronte cooperatori, persone che lavorano all'interno della cooperativa, mi conoscono, ci conosciamo, so il loro retroterra, il loro pensiero. Mentre qui non vi conosco, per cui devo cercare un po' di parlare di diverse cose e capire dove sta il vostro interesse, perché l'argomento è complesso, ma mentre ci pensavo mi dicevo fra me e me è anche molto semplice. La cooperazione è un modo, io devo parlare della cooperazione, per rispondere ai bisogni delle persone, fondamentalmente. E quindi il primo punto è chiedersi quali sono i bisogni delle persone, i bisogni di una comunità, e poi viene il resto. Però il resto, il come farlo, il come svilupparlo, non è così semplice. Poi un altro sentimento appunto che mi veniva è perché tutto sommato questo per me è un ambiente nuovo, però in qualche maniera mi risuona cose antiche. Se volete anche lui, Don Marino giustamente mi ha presentato per delle cose giuste, le cariche che avevo, che ho, che avrò, e magari poi vi racconto un po' il senso. Però il fatto che sia stato votato stamattina appunto nella votazione, dicevano ti votano, mi votano perché mi affidano, pensano che abbia delle doti. Queste doti io le ho sviluppate in maniera molto precoce nei gruppi missionari del mio paese, in cui nella nostra parrocchia, grande, fra le più grandi della diocesi di Padova, 10.000 abitanti, ma mediamente noi abbiamo sempre avuto 70-80 missionari, per cui tutti eravamo impegnati anche su queste cose. E noi ragazzini che cosa facevamo? Vendevamo oggetti, trafficavamo per procurare le risorse economiche per mandare i pacchi in Africa, per procurare delle risorse economiche. E guardavo alcuni degli oggetti che sono esposti, e ne ho venduti tantissimi di quegli oggetti nelle mostre missionarie per finanziare, eccetera. E poi crescendo con la Caritas ci siamo occupati di tante cose, sognavamo di andare in Africa, perché l'Africa insomma ha sempre un richiamo, e ci avevano insegnato che poi i poveri non sono solo in Africa, magari sono dietro a casa tua. E in quegli anni, parlo di 30-35 anni fa, nell'Alta Padovana, mi ricordo in Caritas, forse non c'era ancora la Caritas, comunque in parrocchia si diceva con il nostro parroco, nella nostra zona poveri non ce ne sono, non ce n'erano poveri. E però c'erano delle famiglie che avevano delle persone disabili, gravi, gravissimi, Cottolengo Veneto era lontano, e quindi ci chiesero di fare qualcosa per queste persone. Io abitavo nella mia parrocchia e stranamente io persone disabili non le avevo mai viste, o meglio, non le avevo mai notate, però c'erano. E il primo problema non fu tanto di organizzare un servizio per le persone disabili, ma procurare le risorse per il trasporto delle persone disabili, il materiale, perché queste persone poi bisognava anche farle in qualche maniera occuparle, no? E allora da una parte facendo il servizio civile con la Caritas e dall'altro recuperando la nostra esperienza di
raccoglitori di risorse per le missioni, la dico così, ci siamo inventati delle risposte di tipo economico. Risposte di tipo economico per dare delle risposte a un bisogno concreto. Usiamo un termine antico, un po' desueto, per fare la carità in maniera costante, precisa. Lì il problema non era andare alla domenica a portare a mangiare il gelato qualcuno, era dare un servizio per almeno 250 giorni all'anno. Andare a prendere le persone al mattino e portarle a casa la sera, quindi organizzare in maniera strutturale. E quindi da una parte come fare economia, uso un termine più preciso che 30 anni fa per noi era quasi un insulto, come fare impresa e rimanere con la carità, con i principi cristiani, con dei valori, uso proprio il termine cristiani, neanche sociale, poi successivamente magari qualcuno si è vergognato un po' di usare termini come valore religioso, cristiano, motivazione morale, eccetera. Il termine etico, almeno personalmente l'ho cominciato a sentire uscire dopo gli scandali, poi se lo sono dimenticato, adesso lo stanno recuperando. La cooperazione è un qualche cosa di cui la Chiesa si è occupato molto nel passato. Io faccio parte di un'organizzazione, quando si dice come sono organizzate le cooperative, si dice sempre in maniera anche un po' impropria, le cooperative bianche, le cooperative rosse e quelle altre. Ci sono anche le cooperative nere ultimamente. Noi siamo le cooperative bianche. Il colore bianco di solito si mette con i partiti, con i sindacati, con le associazioni di categoria, con le realtà cattoliche. E perché la Chiesa, se recuperiamo, ma voi sicuramente con il corso che avete fatto, con le lezioni lo avete ben presente, si occupava di queste cose? Secondo me se ne è sempre occupata. Se conoscete Zamagni, che è famoso, lui cita San Francesco e giù di lì e su di là, ma se vogliamo fermarci un attimino prima, la Rerum Novarum, il Leone, eccetera, e la dottrina sociale della Chiesa. Che cosa fare per la gente povera? Che cosa fare perché le persone siano protagoniste e diano delle risposte ai propri bisogni? E quindi sicuramente anche l'imprenditoria, abbiamo le associazioni di imprenditori, gli artigiani cattolici, le associazioni di categoria, coltivatori diretti, cattolica, il sindacato per i lavoratori. Provengo da una zona, sì, in questa zona, forse di là del Po, si parlano degli scioperi organizzati dai marxisti, ma nelle nostre zone, nella mia parrocchia, gli scioperi li organizzavano i parroci, perché i braccianti morivano di fame e quindi era doveroso. I primi parlamentari cattolici sono stati portati avanti dai nostri vescovi. Le prime banche di credito cooperativo sono state fatte dalle parrocchie. E perché? Perché la gente moriva di fame. Siamo agli inizi del secolo scorso, nel Veneto della Pellagra, nel Veneto che esportava immigrati. Ci sono 5 milioni di veneti in Veneto e ci sono 5 milioni di veneti in giro per il mondo. Prima di noi solo la Calabria, come regione contributo all'immigrazione. La gente moriva letteralmente di fame e quindi bisognava provvedere. Attorno a dei bisogni molto concreti. Ho parlato di banche, poi magari faccio un riassunto di come sono oggi le cooperative, di come hanno anche degenerato nel corso del tempo, perché le cose tendono magari anche a deviare dai buoni principi, sia chiaro. Perché le banche? A cosa servivano le banche? Per dar credito ai contadini che non avevano nessun credito. Ed esattamente che cosa?
quando dovevano seminare il frumento non erano nelle condizioni neanche di comprare le sementi, perché le sementi che trebbiavano a giugno se le mangiavano tutte, ne avevano così poche. Ed erano gli eredi dei monti frumentari. Cos'è il monte frumentario? Il monte frumentario è una realtà in cui chi poteva teneva le sementi e quando avevi bisogno ti davano il moggio, perché le sementi di frumento si misurano in moggi. Io ne ho in memoria uno che avevamo a casa, cilindrico, di metallo, e si dà a raso. E a giugno si restituisce a colmo. E nel colmo, quello che avete presente, il frumento, l'avete maneggiato magari da giovani. Io da giovane, adesso dalla mia parte il frumento non si vede un po' d'orzo, il frumento non se ne vede. Non riesci ad accumulare il frumento perché scende giù. Infatti il frumento, i cereali si misura a liquidi, a litri, non a chilogrammi. E quindi te ne sta il giusto. E mi pare che questo sia un termine che conosciamo perché se andiamo in chiesa, mi pare, no? La remunerazione che dovremmo avere dovrebbe essere misurata così. Ed è un 5%, più o meno. Quindi anche qui, se uno ti presta è giusto remunerarlo, però qual è la giusta misura? Qual è il giusto tasso di remunerazione? Quel tantino in più che serve. Ecco, ed è lì le banche di credito cooperativo, perché le persone povere non hanno credito, non riescono ad avere un anticipo per i loro bisogni, non riescono all'economia, quindi le banche di credito cooperativo, che erano e sono delle cooperative. La prima a Loreggia di Padova, perché lì c'era, e sarebbe interessante anche capirne il nesso, Leone Wallenborg, israelita, primo ministro all'inizio del secolo, e per gli ebrei questa era una cosa, conoscevano la finanza, perché essendo vessati in maniera totale ed esclusi da tutti gli strumenti economici, si sono specializzati in quello che potevano fare, il commercio e la finanza. Ed essendo proprietario agricolo pensò di farlo. La seconda, e poi lì tutto un insieme di altre cooperative, è Gambarare di Mira dal parroco. Gambarare Mira era una parrocchia dove i parrocchiani per secoli hanno eletto il loro parroco. Voi sapete che spesso nell'antichità c'erano i nobili che potevano eleggere il parroco. Lì no, la comunità eleggeva il parroco e probabilmente, immagino io, questo parroco Gambarare, adesso un posto bellissimo sulla riviera del Brenta. Gambarare vuol dire gamberi, partimi un posto da morti di fame, probabilmente, ecco, per cui effettivamente. Quindi i bisogni, i bisogni dei contadini, perché 100 anni fa il 98% della gente era legata all'agricoltura e tutti noi, anche se oggi siamo nobili e ricchi o industriali, se torniamo indietro di 2 o 3 o 4 generazioni o anche di una, troviamo i nostri parenti che fanno i contadini, sostanzialmente. 2000 famiglie nobili, 2 milioni di contadini in Veneto. La Repubblica Veneta era questo, 2000 ville e 2 milioni di contadini, che andavano d'accordo però, perché i patrizi veneti non avevano i castelli, avevano le ville aperte, quindi probabilmente c'era, forse paternalistico, ma un certo legame di solidarietà c'era. Un legame che si è rotto con la caduta della Repubblica, per cui con l'Austria le proprietà agricole venivano affittate. C'erano delle persone che prendevano in affitto loro e poi subaffittavano, quindi un bisogno enorme attorno all'agricoltura. Se eri un produttore di uve, il tuo problema era averne abbastanza per fare del vino e quindi le cantine per fare il vino. Se eri un produttore di latte, avere latte sufficiente per fare una forma di grana, perché magari avevano una mucca o due, e quindi le latterie.
le latterie e così, le case, per chi non aveva possibilità di avere le case, o i braccianti. Beh, guardate che questi argini, chi li ha costruiti, non aveva neanche le badile per farli, e quindi si mettevano in cooperativa per comprare i badili e la carriola per poi fare i braccianti, e da lì tutta una serie di cose. Dove nasce la cooperazione però? Ed è importante ricordarlo. E dicevo, dove nascono le cooperative? Le cooperative nascono in Inghilterra nel 1850, in particolare la prima cooperativa nasce a Manchester. Cos'era l'Inghilterra del 1850-70? Era la nazione più evoluta. L'Occidente ha dato alcune cose al mondo. Una in particolare è la rivoluzione industriale e l'economia di mercato. Però la rivoluzione industriale e l'economia di mercato, che ha generato un progresso enorme, ha anche prodotto sfruttamento e delle difficoltà. In particolare gli operai della città di Manchester lavoravano dall'alba al tramonto, non avevano neanche il tempo di andare a fare la spesa, proprio di procurarsi il mangiare. Quindi si dovevano andare negli unici negozi disponibili, prodotti scadenti, carissimi, scarsi, con enorme difficoltà. Questi non cattolici, ma sicuramente con spirito cristiano di un certo tipo, hanno costituito quella che noi ricordiamo sempre, la prima cooperativa, i Probi Pionieri di Rochdale, che è il nome un po' così da Davide Copperfield, mi viene da dire, di questa realtà. Una realtà che faceva una cosa molto semplice, gestiva una bottega per vendere prodotti alimentari. E si diedero delle regole che sono valide anche adesso. Prodotti buoni, venduti a un prezzo buono, pagati in contanti, con le decisioni prese per votazioni, una testa, un voto, istruire le persone sui fatti economici in maniera che potessero capire e autogovernarsi, alla fine dell'anno rendicontazione dei bilanci e l'utile ristornato, restituito in proporzione a quelli che avevano partecipato. E da lì è partito il movimento della cooperazione. A me piace ricordare, in Italia ha avuto questi due polmoni, quello di tipo marxista, ma soprattutto, per quanto mi riguarda, la storia della nostra Confederazione, che è la principale in Italia del pensiero sociale della Chiesa, e quindi accanto alle altre realtà anche la cooperazione, per dare le risposte che ho tentato di spiegare. Quindi dare delle risposte a dei bisogni reali, precisi, forti. In che maniera? Cercando di governare l'economia, cercando di trovare delle soluzioni. Quando ho citato il contributo dell'Occidente al mondo, l'economia di mercato, non l'economia capitalistica, che è un qualche cosa di cieco che deve remunerare un capitale cieco, ma le capacità di rispondere in maniera economica, in maniera imprenditoriale a dei bisogni reali delle persone. Ho citato cose antiche. I monti frumentari non ci sono più, ci sono neanche più i contadini, eppure la cooperazione, ad esempio nell'agricoltura, oggi in Italia governa il 60-70% delle derrate alimentari. Non ci sarebbero vino, carne, cereali, poi in queste zone ancora di più di altre, se non ci fosse la cooperazione agricola, perché ad esempio le aziende agricole italiane sono piccole e spezzettate, non riesci a stare sul mercato se sei piccolo e spezzettato, devi trovare la modalità di fare l'unione. E così via. Nel tempo alcuni bisogni passano, nel tempo vengono avanti altri tipi di bisogni. Voi avete parlato del welfare, del sociale, l'invenzione italiana sulla cooperazione. Vi faccio presente, la cooperazione è cresciuta, la cooperazione è in tanti paesi. Dopo l'ONU, l'Alleanza delle Cooperative Mondiali è la seconda organizzazione per numero di appartenenti non religiose, quindi non contiamo le religioni, la Chiesa Cattolica e gli altri, però 1,5 miliardi di persone sono cooperatori e vivono in cooperative.
Dove i paesi sono più liberi, là c'è cooperazione. E là c'è anche, ci sono dei risultati incredibili. Ma in Italia 30-35 anni fa, per la prima volta nel mondo, e vengono a studiarci, hanno cominciato a nascere quelle che oggi si chiamano cooperative sociali, allora si chiamavano cooperative di solidarietà sociale, e sono nate all'interno del pensiero religioso delle nostre realtà. Che cos'era l'Italia di 30 anni fa? L'Italia di 30 anni fa era un paese con una buona economia, con uno sviluppo economico, in cui però le famiglie cominciavano a diminuire di dimensioni, in cui le donne cominciavano ad andare a lavorare, in cui c'era il bisogno di servizi sociali, ma questi servizi erano carenti. E quindi chi poteva pensare ai bambini nelle campagne? Perché gli asili nido e le scuole statali, gli asili statali ci sono sempre stati nelle grandi città, però nelle piccole città, nei piccoli paesi, o c'è la parrocchia che faceva l'asilo oppure c'era un problema. E così i disabili, e così gli anziani, e si cominciava a prendere coscienza della tossicodipendenza. Per carità, abbiamo Muccioli, abbiamo una serie di altre esperienze anche di tipo religioso, però lì si comincia a pensare come rispondere. Si cominciano a chiudere i manicomi. I manicomi poi effettivamente si sono chiusi 20-25 anni dopo. E quindi come pensare alle persone che avevano delle difficoltà mentali? Che cosa si faceva di queste persone 50 anni fa? Domandatevi, dove si mandavano le persone che avevano problemi mentali? Dove si mandavano i disabili? Capite? I bambini andavano all'asilo? No, è così, quello che noi adesso chiamiamo welfare. Ecco, non si parlava certo di accoglienza sugli immigrati, però evidentemente i nostri peccati in qualche misura hanno riscosso il Padre Eterno, per cui da persone che avevano cessato di emigrare, insomma in qualche maniera dobbiamo ricordarci delle nostre radici. E Dio mio, la disoccupazione. E quindi come fare? Non è che 30 anni fa non ci fossero delle risposte. Il Cotolengo Veneto a Padova c'era. C'era l'ANFAS, l'Associazione dei Familiari per i Disabili, ma se c'era un resto, vuol dire che effettivamente quell'idea non era sufficiente. Non è che non ci fossero strutture, non sto parlando dell'Italia o del Veneto del 1880, sto parlando dell'Italia del Veneto del 1980. E già si parlava di bilanci risicati, già si parlava di difficoltà economiche, già si parlava di blocco del turnover dei dipendenti pubblici. E allora come fare a dare delle risposte concrete, durature e sostenibili dal punto di vista economico? Come dare delle risposte a dei bisogni terribili, perché avere un tossicodipendente, un figlio drogato in casa è una cosa terribile, magari che ti ruba tutto, ti picchia, ti porta via. O avere un disabile grave. I disabili gravi sono delle persone che non sono sempre dolci, con gli occhi a mandorla, qualche volta sono grandi e grossi e riempiono i propri familiari di un sacco di botte. Perché? Perché i familiari non sanno come fare, perché eccetera. 30 anni fa, 35 anni fa. E perché avevano 35 anni fa, 20, 25, 30 anni fa, perché adesso una persona disabile viene seguita dalle ANSL, dai servizi, ma 30 anni fa trovavi persone che avevano 30, 40, 50 anni che non erano mai uscite dalla loro stalla, perché in stalla li tenevano. Anche nelle nostre campagne, che pure avevano il televisore, il bagno, non parlo dell'Ottocento. Come fare? Come fare? Come fare a mantenere questo spirito di partecipazione? Come fare a coinvolgere non solo i familiari, non solo quelli che avevano il problema, ma anche chi ci lavora assieme? Perché bisogna essere un po' flessibili. Il termine flessibilità nell'orario di lavoro, i cocopro, tutte quelle cose lì che sono anche un mezzo imbroglio, sono venute dopo. Prima c'era un'eccessiva rigidità. Quando ti occupi di persone devi essere flessibile, disponibile, ma senza che questa disponibilità e questa flessibilità diventi abuso.
La risposta classica l'ha sempre data la Chiesa, però le suore erano pochettine, ce n'erano di meno, non si può affidare tutto agli ordini religiosi. Come fare? Come rispondere a un bisogno preciso? E far partecipare più persone, sia chi ha bisogno, sia chi dà il proprio lavoro, il lavoratore e l'utente. Come coinvolgerli? E come far bastare soldi che erano per definizione e lo sono diventati sempre più scarsi? Come far partecipare? Allora io mi ricordo che ero uno studente di psicologia e volevo fare un po' di tirocinio e mi dissero che in un determinato posto avevano fatto una piccola esperienza attorno alle persone disabili, volevo fermarmi un anno, 35 anni che sono là, ogni tanto mi pento, e lì c'era un signore anziano, sindaco di un piccolo paese molto famoso per la produzione di formaggi, Gazzo Padovano, il quale si ricordò che nel 29, con la quota 90 di Mussolini, tutti i contadini andarono in malora e loro fecero la cooperativa per fare il formaggio. E andò dallo stesso signore vecchissimo che aveva fatto la cooperativa per vedere se si poteva fare una cooperativa per i disabili. E allora gli dissero sì, si sta cominciando a fare qualche cosa, un bisogno molto reale. 50-60 anni prima per mangiare, 50-60 anni dopo per vivere in maniera più dignitosa, una famiglia più serena, per dare una continuità, forse un'istruzione particolare a queste persone disabili, sicuramente un'accoglienza, eccetera. Perché la cooperativa? Che cos'è la cooperativa? La cooperativa è un'impresa economica e ci voleva un'impresa. Quando hai grossi problemi, pochi soldi, fai l'impresa, anche in senso metaforico. L'imprenditore è quello che si ingegna, che trova fuori una soluzione là dove gli altri non la sanno fare. Ci vogliono delle capacità imprenditoriali. Usiamo un termine che conosciamo, bisogna saper trafficare i talenti, che è il dovere dei laici, o no? Talenti, poi mi pare un altro termine desueto antico per dire moneta. Talenti sono monete, sono soldi, che non devono essere sotterrati, ma devono essere moltiplicati. Ed è dei laici lo sporcarsi le mani. Me lo ricordate voi, no? Com'è quella frase dell'amministratore? Quella cosa là non ho mai capito perché a me suona molto di imbroglio, però è nel Vangelo, per cui insomma non sto facendo l'elogio del nero e del non pagare le tasse e del non pagare i contributi. No, troppo facile, troppo facile. Sto dicendo che bisogna fare l'impresa. Ma un'impresa per scopo di lucro? No. Bisogna saper gestire i fatti economici e i fatti economici possono essere gestiti senza scopo di lucro e la prova sono le cooperative. In economia ci sono due pensieri. Noi, credo cattolici, siamo contro il pensiero unico, che è piuttosto di tipo marxista o capitalista. Noi in economia siamo contro il pensiero unico. Guardate, io ho parenti imprenditori artigiani, ecco, non c'è solo lo scopo di lucro, c'è anche il combinare le situazioni in maniera economica, ma non tendendo all'utile da dividere, ma il giusto equilibrio, perché se sei in equilibrio a livello economico puoi rispondere a dei bisogni reali. Quindi l'impresa. Ma deve anche essere un'impresa democratica, partecipata, perché devono contare tutti quelli che ci sono. Deve contare il papà e la mamma della persona disabile, vado su questo esempio, ma si può parlare di tante altre situazioni, ma deve contare anche il lavoratore e deve contare anche il volontario. E come si conta? Quando si può votare. E votando, cambiando, non solo il sindaco, che ogni tanto è bene, ma anche chi ti sta a capo e scegliendo gli indirizzi, partecipando alle scelte.
Ecco, questa è la cooperazione in Italia e nel mondo, per la prima volta in Italia, nel nord Italia, ma non solo, attorno ai bisogni sociali si sono organizzate le cooperative, le primissime alla fine degli anni 80 e poi pochettine i primi anni 81-82, la legge è del 91, quindi la legge ha rivestito un fenomeno sociale che già c'era. Oggi le cooperative sociali in Italia sono 12.000, negli ultimi 10 anni hanno creato 15.000 posti di lavoro all'anno. Rappresentano lo 0,7% del PIL e collocano al lavoro il 35% delle persone in difficoltà, perché non ci sono solo le cooperative che danno servizi sociali, ma ci sono anche le cooperative che danno lavoro a persone in difficoltà e di questi tempi, credetemi, è una cosa incredibile. Mi chiedeva prima Don Marino, tu hai cariche politiche, intendeva dire partitiche, e io ho detto no, però tanti di noi abbiamo pensato, noi riteniamo che la politica sia una cosa nobile, che è stata svilita per tenere lontane le persone dalle cose importanti. E chi si dedica alla politica è una persona che deve essere sostenuta, aiutata, controllata, guidata, corretta ed eliminata col voto se non funziona. Però l'occuparsi del bene degli altri tramite la partecipazione nelle istituzioni è una cosa nobile. Però ci sono altri modi di fare politica. E fare politica è anche quello di occuparsi dei bisogni della gente con le forme dell'associazionismo, del volontariato, della cooperazione, ma anche fare i bravi imprenditori, i bravi artigiani, i bravi insegnanti, avendo coscienza civica di quello che si fa per sé, ma anche del contributo che si dà alla società. Cercando anche di influenzare le istituzioni in maniera che siano sensibilizzati a questi problemi. Ecco, ho usato dei termini che forse avete già sentito. Ho usato economia di mercato. Allora normalmente si dice che la realtà, il mondo, può essere diviso in settori. Il primo settore è quello del mercato, che dovrebbe essere molto efficiente dal punto di vista dei risultati economici. Poi c'è il cosiddetto primo settore, che è lo Stato, le istituzioni. Le istituzioni si occupano dei bisogni dei cittadini. Le istituzioni dovrebbero provvedere ai bisogni delle famiglie disabili, ai disoccupati, eccetera. Ma, ahimè, sappiamo che queste cose non funzionano. L'Italia ha un sistema di welfare, però ha anche un debito mostruoso. E il mercato si occupa solo delle persone che possono pagare. Quindi, ambedue queste realtà sono estremamente importanti, sono indispensabili, però generano qualcosa che non funziona. Così come la rivoluzione industriale in Inghilterra ha generato ricchezza, ma creava anche miseria, povertà e sfruttamento. Allora che cosa ci vuole? Ci vogliono i buoni cristiani, io direi almeno i buoni cittadini, che forse sono più rari dei buoni cristiani, ma questa è una battuta mia, se mi consentite, i quali, con spirito di sussidiarietà, ecco che ce la mettiamo dentro, si organizzano da sé per rispondere ai propri bisogni. E lo Stato li aiuta, perché se uno da sé provvede i propri bisogni, probabilmente riesce a farlo in maniera ottimale. E come lo si deve fare? Lo si deve fare utilizzando gli strumenti che sono stati sperimentati dal mercato a livello imprenditoriale. Quello che poi viene definito terzo settore, che mette dentro tutte quelle realtà che hanno finalità pubbliche, ma sono di natura privata, perché le cooperative sono private, per fortuna. Perché dico per fortuna? Perché possono fallire. Abbiamo un ottimo metodo in economia. Quando uno intraprende, si dà da fare e non riesce, non puoi lasciarlo andare avanti e a far danni.
C'è un metodo, si chiamano i procedimenti concorsuali. Normalmente si dice il fallimento, ma prima del fallimento ci sono i concordati, ci sono una serie di cose, l'amministrazione controllata, una serie di... Uno intraprende, se fa le cose correttamente, può anche chiudere in maniera... Si toglie dal mercato. Quando c'è una mela marcia bisogna salvare il canestro. Lo Stato, per definizione, non può fallire. E quindi... se è uno Stato sprecone, se è uno Stato sperperatore, manda in malora tutti. A me viene in mente quando si andava in banca con il nonno, allora 20-30 anni fa, il nonno diceva ma sento sta roba che si chiama bot che mi pare che dicono, no, diceva il cassiere della Cassa di Risparmio, guardi che sono soldi dello Stato e se lo Stato fallisce. Lo Stato fallisce il giorno dopo che ha fatto fallire tutti? Lo Stato fallisce il giorno dopo aver sotterrato tutti. Questo è l'elemento. E quindi è bene che anche realtà come le cooperative, che nascono per scopi magari nobili, significativi, siano nelle condizioni di chiudere, perché le cose umane sono anche fallibili e ci sono casi, esempi, situazioni di mala gestione, di cattiva amministrazione, di fallimento dei risultati, di travisamento di quelli che sono gli scopi iniziali ed è bene che queste cose si chiudano. Non per eliminare l'idea buona che c'è attorno, ma per eliminare chi non è in grado di fare o chi magari sbaglia. E quindi anche questo elemento è importante. Poi nel terzo settore non si sono, vado a chiudere, non si sono sviluppate ovviamente solo le cooperative, ma insomma il volontariato, l'associazionismo, le APS, poi c'è questa sigla che viene confusa, le ONLUS, che è un termine di tipo fiscale più che altro, non di tipo giuridico. Ecco, per fare politica noi ci siamo anche organizzati, ecco tutte le cariche che lui ha citato non sono semplicemente che l'auto-organizzazione. Quando io nell'Alta Padovana, una alza di campagna, non sapevo, nessuno mi ha mai insegnato niente sulla cooperazione. Allora andavamo e ci trovavamo con altri per capire l'IVA, le tasse, ma la legge, eccetera, e quindi abbiamo fatto una piccola rete, un consorzio. Cos'è un consorzio? 2, 3, 4, 5 per capire, per studiare le leggi, per mettersi assieme, per pagare. Ecco lì sì, insomma, il nostro grado di istruzione ci ha favorito. Non avevamo soldi, ma abbiamo sempre avuto ottimi avvocati, ottimi consulenti, le migliori intelligenze, macchine scarse, sedi orribili, ci scaldavamo con le stufe a legna, è una cosa proprio naïve, però i migliori consulenti, i migliori esperti, eccetera. E quindi la prima legge in Veneto l'abbiamo favorita noi, l'ha fatta ovviamente la legge, la Regione Veneto, però l'abbiamo pagata noi, consulenti. La prima legge sulla cooperazione sociale regionale venne fatta da Aosta, andammo in 4, dal professor Mele, che era un gran giurista, il primo convegno, Val d'Aosta, regione autonoma, per cui un sacco di soldi, eccetera, lo prendemmo, organizzammo, 5 milioni ci costò, 5 milioni di lire. Offrimmo un convegno a, non mi ricordo più qual era l'assessore, ne sono passati tanti, per fortuna gli assessori ai servizi sociali del Veneto passano, per fortuna, passano. Ecco, non mi ricordo più se era Creuso, tutta una storia, o qualcun altro, Vesce, eccetera, e da lì si fece la legge, perché la politica è quella che fa anche buone leggi. Ecco, quindi questa organizzazione, prima per consorzi, uno almeno per provincia, e poi siamo entrati nell'organizzazione di categoria Conf Cooperative, anche battagliando, e quindi abbiamo dato luogo alla sezione delle cooperative sociali del Veneto, Federsolidarietà, che ha detto lui, che è organizzata a livello provinciale, è organizzata a livello regionale, è organizzata a livello nazionale, sono ancora per poco vicepresidente nazionale,
perché ti serve un'organizzazione nazionale, perché se l'IVA sulle cooperative sociali passava dal 4 al 10%, vuol dire ho il 6% di servizi in meno o andare dai comuni e chiedere un aumento del 6% al signor sindaco, che sicuramente ha un problema di patto di stabilità, sicuramente ha disoccupati che bussano alla sua porta, sicuramente con un territorio così vasto avrà dei costi enormi di manutenzione delle strade, eccetera, non so se ha cespiti da gas, da petrolio, da altre cose, per cui sai da che bocca vai a togliere il pane e quindi hai bisogno anche di avere un'organizzazione che capisca i tuoi bisogni minuti, perché accogliere i disabili o gli anziani o i tossicodipendenti su un territorio come questo dell'Asla di Adria è profondamente diverso accoglierlo in centro a Padova o in montagna a Belluno, è profondamente diverso. Sarebbe un'ingiustizia dare ai cittadini del Polesine la stessa retta dei cittadini di Padova, perché qui hanno dei costi di trasporto enormi. Probabilmente bisognerà fare delle strutture di un certo tipo per questo bisogno su questo territorio. Allora se c'è una struttura che sa stare ben radicata a casa tua e con la testa a Roma a spiegare i problemi concreti, le cose non funzionano. Le cose non funzionano, neanche se si hanno le migliori intenzioni, perché non ti conoscono, non ti vedono, non ti capiscono e quindi ti propinano un vestito che non è su tua misura, che è costosissimo e non serve. E non serve. Ecco quindi l'organizzazione, persone come me, poi Don Marino, e chiudo veramente, ha fatto un errore, dice adesso mi occupo più di rappresentanza, torna. No, io non sono mai andato nella mia cooperativa, la caratteristica delle persone che tu hai conosciuto e stai conoscendo sul tavolo di Siamo il Sociale, perché poi parliamo col sindacato, parliamo con la Caritas, parliamo con chi vuole parlare con noi, insieme facciamo delle cose, sono tutte persone che vengono e tornano dal lavoro concreto. Io ho sempre fatto il presidente, così chi mi segue, ma ho sempre fatto anche il cooperatore di base, conosco per nome le 100 famiglie di persone disabili che mi affidano i loro figli, lavoro con i miei operatori ed è importante questo, perché altrimenti mi votano contro e mi mandano a casa ogni 3 anni. Per cui se io non porto a casa dei risultati una volta all'anno, un bilancio sociale, un bilancio economico in ordine e ogni 3 anni ne rinnovo cariche, mi mandano a casa. Quindi anche se sono in giro per il mondo devo ricordarmi di chi mi dà da mangiare e di chi mi dà anche poi la volontà di intraprendere con tanti altri. Non so se vi ho spiegato tutto della cooperazione, però ho buttato una serie di argomenti.